E il 24 dicembre l'Ordine di Venezia mi ha aperto un procedimento disciplinare per, adesso vado a memoria, un violento atteggiamento contro l'approccio alla pandemia e la posizione antivaccinista. Il senso è questo. E quindi oggi c'era l'udienza presidenziale. E com'è andata? Io ho ricusato che è la terza volta, tra l'altro, è il procedimento in 3 anni, no, scusate, da gennaio dell'anno scorso a oggi siamo al terzo e ieri è stato negato la possibilità al mio avvocato di nei prossimi giorni di avere un incontro da remoto col presidente e quindi per violazione del diritto di difesa, ma non è la prima volta, perché l'ultima volta a dicembre scorso mi venne impedita la partecipazione da remoto quando io mi trovavo per lavoro a Merano e quindi ho ricusato l'ordine e bisognerà vedere come loro si esprimeranno rispetto a questa ricusazione, quindi fondamentalmente non è andata in nessun modo. Ecco, senta, ci vuole dare, dottoressa, un po' il quadro della situazione dal suo punto di vista che è, diciamo, come dire, esterno, mi passi il termine esterno rispetto a certe logiche in cui alcuni suoi colleghi professionisti invece sono un po' più coinvolti, un po' più schierati. Ecco, invece lei che ha preso una posizione più netta, ci vuole un po' dire com'è la situazione a livello anche pandemico, perché si parla già della cessazione del piano della crisi dell'emergenza, però si parla ancora di tenuta Green Pass. Ecco, ho parlato oggi con un mio amico che ha 2 figli all'università e mi hanno detto che hanno dovuto fare la terza dose perché se no non ritornano a fare a scuola, all'università, quindi ci sono delle cose ancora un po', diciamo, che non vanno, ecco. Sì, allora cioè io parlo ovviamente da medico anestesista rianimatore, che è quello che sono io, e già da quello che ha detto lei si capisce che, ma è stato dichiarato, quindi è pacifico oramai, che il Green Pass non è più agganciato a una questione medica, ma è agganciato a una scelta politica. Peccato che passi attraverso l'inoculazione di un farmaco che tra l'altro dovrebbe, e non lo fa perché anche questo è sotto gli occhi di tutti, immunizzare e non può farlo perché il ceppo di Wuhan oramai è scomparso dal mondo reale e quindi bisogna inocularsi questa sostanza su cui c'è il segreto industriale, quindi non si possono nemmeno avere dati precisissimi, che dovrebbe immunizzare per un antigene che non c'è più. Quindi si capisce veramente anche da questo che rendere impossibile la vita ai cittadini che non si piegano e non si sottomettono a questo atto proprio di sottomissione, a questo inchino, è una precisa scelta politica, per cui dal punto di vista medico non c'è alcun tipo di razionale, non solo perché tutti gli studi delle riviste prestigiose non solo hanno messo in allarme rispetto agli effetti avversi, ma questi effetti avversi in Italia vengono semplicemente negati, quindi vengono dichiarati inesistenti quando in realtà non è così. Quindi il Ministero mi ha denunciato per condotte antiscientifiche, o meglio, io l'ho saputo dai social, quindi quello che ho appreso dai social è che il Ministero della Salute a metà dicembre, su segnalazione di un disperato che non ricordo, cioè non ricordo che cosa facesse nella vita, cosa faccia, sosteneva che io avessi delle posizioni antiscientifiche e questo nasceva dal fatto che dal mese di dicembre, no, dal mese di ottobre io avevo incominciato a trattare, a prescrivere farmaci, diciamo così, che il Ministero si ostina a non volere affermare che funzionano praticamente. Scusate l'italiano, ma sono veramente stanca e quindi Immagino, no, ho immagino, problemi non si preoccupi assolutamente. e quindi io avevo pubblicato di volta in volta gli screenshot delle persone che mi dicevano sono diventato negativo, anche perché nessuna delle persone, avrò avuto fortuna anche comunque che io ho seguito, ha avuto l'ospedalizzazione e questa cosa dal Ministero è stata vissuta
come probabilmente una lesa maestà. E quindi da questo è derivato questa segnalazione all'ordine che in modo molto celere ha dato seguito a distanza di manco 10 giorni, e quindi quello che mi è contestato praticamente è il mio atteggiamento antivaccinista, che peraltro rispetto al Covid-19 stiamo parlando, faccio nuovamente mio. E questa violenta, quindi sarei io la violenta, questa violenta opposizione alla gestione pandemica, che fa qua da tutte le parti, che parte peraltro dalla vicenda di Zambono, OMS, Ranieri Guerra, Speranza e Brusaferro, di cui sanno oramai tutti, anche grazie alle trasmissioni televisive che se ne sono occupate. E quindi è un tentativo, peraltro abbastanza così grossolano, di controllare il dissenso medico, come se bastasse eliminare me per eliminare gli effetti avversi. Non riesco nemmeno bene a capire dove si voglia arrivare, perché ora, avendo io ricusato l'ordine oggi, non so quali domande mi volessero fare, perché io dico solo che oggi io sono entrata con la Digos, quindi praticamente siamo nella situazione in cui un medico italiano che fa il medico da 21 anni, entra con la Digos, con il dirigente della Digos, che ringrazio oltretutto perché è stato molto gentile, con me, che entra con me all'ordine dei medici, e la cosa più così più grottesca è stato che il dirigente si voleva accertare, perché avevo chiesto che entrasse con me Stefano Puzzer, che era venuto da Trieste, e un'altra persona, e il presidente dell'ordine ha detto che io potevo entrare solamente con il mio avvocato, ma si era dimenticato che 2 giorni fa, ieri o 2 giorni fa, aveva negato al mio avvocato l'udienza da remoto nei prossimi giorni, ben sapendo che oggi il mio legale fisicamente non avrebbe potuto esserci, perché doveva avere il tempo di leggersi il fascicolo. Quindi siamo veramente alle comiche oramai, nel senso, io provo sincero imbarazzo, perché cioè, da medico che ne ha viste un po', perché insomma in 21 anni di professione di situazioni strane se ne vedono. Essere arrivati a dover, io avevo la polizia schierata fuori, cioè davanti all'ordine dei medici, tutte persone assolutamente tranquille, che non, devo dire la verità, la polizia si è comportata in modo esemplare oggi. Il dirigente della Digos per una persona che fa il medico. Quindi essere arrivati a questo livello di distorsione e a questo livello di devianza, ovviamente non è colpa né della Digos né dei poliziotti, ma la colpa ormai è del Ministero. Però lascio a chi ascolta i commenti. Senta, dottoressa, poi l'ultima domanda, poi veramente non voglio tediarla oltre, perché so che è stata per lei una giornata impegnativa, anche se mi dicono che mercoledì prossimo potrebbe avvenire quello che avrei tanto auspicato, di averla magari qui in studio. Vedremo cosa potrebbe succedere. L'ultima domanda, ecco, io ho fatto nel testo di presentazione oggi nel mio post, 31 marzo scade lo stato di emergenza, quindi da 1° aprile Freedom Day o pesce d'aprile? Perché comunque la domanda nasce spontanea, perché qua mi sembra che lo Stato non vuole assolutamente mollare né Green Pass né vaccinazioni e né quant'altro. Ma guardi, le dico che mi hanno mandato oggi un articolo, poi guarderò questa puntata in differita anche per sentire le persone che sono in studio. Praticamente i medici guariti, allora i medici sospesi e guariti dal Covid, quindi i medici che si ammalano, si contagiano e quindi sviluppano gli anticorpi, quindi persone che per la biologia sono immuni, e così questo vale anche per gli insegnanti, per i militari, insomma per tutte le categorie per cui c'è l'obbligo, non sono riammesse, cioè questo è l'indirizzo dell'Avvocatura dello Stato e anche della Federazione Nazionale dei Medici, che è una cosa gravissima perché vuol dire negare le regole basi della biologia, sostenendo che queste categorie che hanno l'obbligo vaccinale non hanno un obbligo di Green Pass, ma un obbligo proprio vaccinale. Quindi siccome il Green Pass ce l'hanno pure i guariti, in realtà i medici, adesso parlo dei medici ma metto dentro anche i militari e gli altri, che sono guariti, non essendo assoggettati al Green Pass ma all'obbligo, devono fare un vaccino per la malattia da cui sono guariti in modo documentale, perché hanno gli anticorpi,
perché diversamente non possono essere reintrodotti sul luogo di lavoro. Quindi noi stiamo dicendo che milioni di persone, o migliaia, comunque non so quante siano, ma sono destinate ad aumentare perché oramai è endemica la cosa, cioè la diffusione del SARS-CoV-2 è endemica, sono private della possibilità di mangiare pur guarite perché non si sono sottomesse alla vaccinazione con una cosa che nemmeno esiste più, perché ricordiamo che non esiste più, non circola più la variante per cui c'è questo farmaco che è documentato dare miocarditi mostruose, è documentato aver provocato la morte di almeno 22 persone, ma sono ben di più, ma prendiamo pure anche solo i 22 che sono accertati. E questa è una cosa che non ha, nella storia della medicina, non ha un precedente. Per cui io adesso, poi magari una volta che sono lì in presenza ne parliamo con più calma. Bene. Va bene, dottoressa. Allora abbiamo un po' di difficoltà sul collegamento. Allora, dottoressa, io la ringrazio. So che è stata, come ripeto, una giornata impegnativa per lei, lo ribadiamo. Oggi si è presentata in commissione medica, a quanto pare scortata dalla Digos, neanche succede alle peggiori persone, quindi evidentemente una situazione un po' particolare. L'aspetto in studio mercoledì prossimo, così magari potrà raccontarci di persona. Vabbè, vediamo, Scopelliti, non si preoccupi. Grazie. Se mi fa saluto. Prego? No, dico, se stavano parlando con me non riesco a sentire. No, vabbè, non si preoccupi, meglio, non si preoccupi. È un ospite tifoso estremista, quindi, quindi vabbè, no, a parte è un amico. Figlio già la quarta dose, allora. Posso già fare la quarta dose, serenamente. Perdiamoci di vista. Vabbè, punti di vista, come si dice. Perché neanche mai l'ho vista. Quindi, ecco, esatto, quindi il principio è quello, scoprito, la dottoressa non ti ha mai visto, quindi non può perderti.